Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tanta cronaca oggi dalla nostra regione, poi avremo una serie di servizi sugli ultimi fatti, sugli ultimi avvenimenti di cronaca avvenuti in Veneto grazie alle nostre redazioni. Un Veneto che sta tirando le somme, sta facendo i conti con il secondo ponte di fila dopo quello pasquale, di cui abbiamo visto dati davvero impressionanti e molto positivi per quanto riguarda il turismo, il movimento all'interno della regione, tantissimi turisti dall'estero anche, e stiamo cercando di capire come è andata nei giorni scorsi, una 3 giorni un po' funestata da piogge a macchia di leopardo. Il maltempo era stato annunciato, poi in alcune zone si è visto, in altre invece è andata decisamente meglio. Ha nevicato in montagna, dove ormai la stagione sciistica, lo sappiamo, è finita. Insomma, c'è da capire come è andato questo ennesimo ponte, che ci accompagnerà verso un 1° maggio domenicale, però insomma è sempre 1° maggio, giornata di festa, 3 festività in fila per capire dove sta andando il turismo, non solo quello internazionale ma anche il turismo veneto in generale, l'appeal delle città d'arte, l'appeal dei territori vocati al turismo, dal litorale all'altopiano dei 7 comuni. Vedremo anche qualcosa riguardante il 25 aprile fra dichiarazioni, iniziative, celebrazioni, qualche chicca anche culturale, storica che abbiamo raccolto grazie alle nostre redazioni. Quindi 1 ora e mezza di Focus TG per stare insieme, per approfondire, capire, vedere che cos'è successo in Veneto. Partiamo dalla cronaca. C'è una bruttissima notizia che arriva da Padova, perché vi ricorderete il 15enne che era scomparso poche ore fa da Padova, è stato ritrovato senza vita nel fiume Brenta. Ci sono i nostri giornalisti sul posto, ma li sentiremo fra poco. Intanto abbiamo già un servizio per capire che cosa è successo. La conferma arriva pochi minuti dopo le 10. Il sommozzatore, calatosi in acqua, ha avvistato un corpo. Il tempo necessario al recupero arriva una seconda drammatica conferma. Il cadavere è quello di Ahmed, il 15enne scomparso dalla sua casa di Padova giovedì sera. Il suo corpo era a circa 7 metri di profondità nelle acque del fiume Brenta, all'altezza della passerella pedonale che collega il quartiere di Torre, dove il ragazzo abitava con mamma e sorella, e Cadoneghe. Poco prima, proprio lungo l'argine, era stato ritrovato il suo cellulare. Ahmed Joudier ha fatto perdere le sue tracce giovedì 22 aprile verso le 21:45. È uscito di casa e poco prima ha mandato un messaggio vocale alla sua ex fidanzatina, sua coetanea, che vive a Cadoneghe. Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò. Penso di sì, oppure se non morirò avrò delle ferite gravi, ma penso che morirò più che altro. Queste le parole pronunciate da Ahmed nel messaggio vocale, che dura quasi 2 minuti. Ahmed vestiva con una felpa e un pantalone della tuta nero. Dopo essere uscito di casa con la sua bici, potrebbe essere passato vicino a via Madonna del Rosario a Torre, dove è stato localizzato per l'ultima volta. A mezzanotte il segnale scompare e il cellulare risulta spento. Le ricerche sono partite venerdì dopo la denuncia della famiglia. La squadra mobile di Padova ha sentito in questura gli amici del ragazzino. Si scava sulle frequentazioni del 15enne per poter dare un significato alle sue ultime parole prima di morire. Avete visto immagini anche piuttosto forti. Poi saremo sull'argine del Brenta con i nostri giornalisti, con i nostri operatori, per cercare di capire esattamente cosa è successo, questa tragedia che ha colpito la città in modo davvero forte. Rimaniamo nel Padovano, rimaniamo sulla cronaca, perché c'è stato un incidente, c'è stato un tamponamento a Noventa Padovana, nel quale è rimasto ferito anche un bambino di 20 mesi. Scontro tra 2 auto a Noventa Padovana. A preoccupare il fatto che sia rimasto ferito anche un bambino molto piccolo di soli 20 mesi. Oltre a lui altre 4 persone sono rimaste ferite. Lo scontro si è verificato dove si trova la rotatoria che unisce via Serenissima a via Valmarana. Il piccolo è ricoverato in osservazione in ospedale a Padova. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Non sono gravi nemmeno gli altri 4 feriti. La dinamica del tamponamento è al vaglio degli agenti della polizia locale di Noventa Padovana. A bordo di una delle 2 auto c'erano 2 persone, un 81enne di Mestre e un passeggero. Nell'altra auto un 45enne di Milano e sul sedile posteriore una donna con il bambino. Il traffico ha subito rallentamenti e code per un paio d'ore.
Ormai ogni fine settimana fa segnare un tragico bilancio di incidenti stradali, alcuni dall'esito anche mortale in tutto il Veneto. Un ponte che è iniziato sabato, vi ricorderete, con uno schianto mortale a Piazzola sul Brenta. Abbiamo alcune informazioni su altri incidenti che ci arrivano dalla nostra redazione di Padova. Vediamo. Fine settimana funestato da alcuni incidenti in provincia di Padova. Il primo è avvenuto in via Villafranca, a Piazzola sul Brenta, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per una minicar finita rovesciata su un fianco nel fossato. Il conducente è rimasto ferito. I pompieri accorsi da Padova hanno estratto l'uomo alla guida, che è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in elicottero in ospedale. Illeso il cane che era a bordo della piccola vettura. Nuovo intervento dei vigili del fuoco poche ore dopo in via Cornariola, a Fossalta di Trebaseleghe, per un'auto finita fuori strada dopo che il conducente, rimasto ferito, ha perso il controllo della vettura. I pompieri, accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco e Padova con l'autogru, hanno estratto il conducente, finito in un piccolo fossato di irrigazione, dopo essere letteralmente volato attraversando un campo arato per alcune decine di metri. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno poi recuperato con l'autogru la vettura, che è stata portata via dal soccorso stradale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Parliamo ancora di incidenti, ma andiamo a Mareno di Piave, dove la comunità è sconvolta per la scomparsa di Samira, la 23enne rimasta uccisa in uno schianto. L'ultimo selfie, l'ultimo scatto in discoteca, felice, sorridente. Poco dopo il rientro a casa e la tragedia. Mareno di Piave è ancora sconvolta per la morte di Samira. Le indagini sono in corso per accertare come l'auto dei 4 amici sia sbandata all'improvviso lungo la Ponte Bana a Spresiano poco dopo le 5 del mattino, prima scontrandosi contro un platano e poi finendo nel fossato dall'altra parte della carreggiata. L'unica drammatica certezza è la morte della 23enne che si trovava sul sedile posteriore assieme a un'altra ragazza di 23 anni. Alla guida un coetaneo, con a fianco un altro amico. I 3 sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Samira Fakhi, italiana di origini marocchine, era diplomata alla scuola professionale Don Bosco di Conegliano. Era nata nella città del Cima e ha sempre vissuto a Mareno, dove aveva frequentato le scuole elementari e le medie. Terminati da poco gli studi, adesso stava cercando un lavoro. Una famiglia di 5 figli, stimata in paese, una comunità che ora si stringe attorno a papà, mamma e i fratelli. Un'altra giovane vittima spezzata, la 17ª croce sulle strade della Marca, da inizio anno. Dopo il nulla osta della magistratura, la salma di Samira verrà portata in Marocco, dove troverà sepoltura. Intanto resta la polemica del sindaco di Spresiano sulla pericolosità di quel tratto di Ponte Bana e le richieste finora vane dell'installazione di un autovelox fisso. Io in quella zona lì ho chiesto che fosse installato un autovelox fisso, sono stato in prefettura un paio di volte, però ci vogliono numeri maggiori, ci vogliono più vittime. Per mettere un autovelox fisso in area extraurbana ci vogliono più vittime. Ecco, io credo che sia ora di smetterla di contare le vittime, perché una vittima vale come 100 vittime. Scusatemi lo sfogo, però è così. Non può essere una discriminante il numero di vittime. Quello è un pezzo di strada infimo. È l'unico tratto di Ponte Bana lungo 5 km, anche di più forse, dritto. La gente tende ad alzare la velocità, a premere sull'acceleratore e poi succedono queste cose qua. Io da quando sono sindaco è già il 3º incidente mortale che ho su quella strada e credo che sia ora di finirla. Sul tema degli incidenti mortali, sui punti neri della viabilità del Veneto, torneremo di sicuro nelle prossime edizioni della nostra informazione con tutte le nostre redazioni, perché è un tema particolarmente importante in questo periodo. Vediamo che ogni fine settimana fa registrare un numero importante di incidenti, alcuni dall'esito anche mortale. Torniamo però a Padova, perché arriva adesso un'ANSA nazionale che ci dice che il cadavere recuperato dal Brenta, che si presume essere quello del 15enne Ahmed, è stato individuato dai sommozzatori in un punto del fiume corrispondente al centro della passerella pedonale, nella quale si erano concentrate le ricerche fra la zona di Torre e quella di Mortisa. Abbiamo visto le immagini del recupero della salma, fra poco potremo collegarci con i nostri giornalisti, con i nostri operatori per saperne di più. Intanto arriva questa puntualizzazione dall'ANSA che ci dà la conferma che il
luogo più importante, il luogo deputato alle ricerche, è stato poi quello in cui è stato trovato il cadavere, una vicenda che ha lasciato con il fiato sospeso tutta Padova, che ora la città chiede risposte, chiede che cosa è successo a questo giovanissimo. Noi ora facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, una pagina purtroppo densa di avvenimenti drammatici nella nostra regione. È stato ritrovato il corpo del quindicenne scomparso da Padova, è stato ritrovato nel fiume Brenta. Ci sono stati molti incidenti, alcuni dei quali con esito mortale nella regione. Abbiamo sentito e visto poco fa le parole della comunità di Mareno di Piave, sconvolta dalla scomparsa di Samira, la 23enne morta nell'incidente dell'altra sera. Ma vediamo che cos'era successo, andiamo a vedere un servizio su questo incidente proprio. Sì, si dio un colpo, una roba sì, che scoppare e dopo tu su un colpo si dia l'accartocciamento, no? Non immaginare che era una vettura. Sono da poco passate le 5 del mattino, lo schianto terribile lungo la Pontebana, Spresiano, poco oltre l'Hotel Liberty. L'utilitaria sulla quale viaggiano 4 ragazzi in direzione Ponte della Priula sbanda all'improvviso, urta un platano sulla destra, si gira e finisce nel fossato sull'opposta corsia di marcia. L'impatto è violentissimo, nulla da fare per Samira Fakhi, 23 anni, residente a Mareno di Piave assieme alla famiglia, originaria del Marocco. Era seduta sul sedile posteriore assieme ad un'altra ragazza, 23 anni, anch'ella. Alla guida un 22enne con a fianco un coetaneo, entrambi di origini straniere. Tutti e 3 sono rimasti feriti, trasportati all'ospedale di Treviso, hanno riportato varie lesioni ma non sono in pericolo di vita. Purtroppo ogni tentativo di rianimare Samira da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto è stato vano. La giovane abitava a Mareno assieme ai genitori, 3 sorelle e un fratello. Aveva frequentato il CFP a Conegliano ed ora lavorava in un'azienda poco distante da casa. I 4 giovani sembra fossero di ritorno da una serata di festa trascorsa in una discoteca del litorale. Cosa abbia causato la sbandata fatale saranno ora le indagini ad accertarlo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale di Vittorio Veneto. Un tratto di strada già al centro delle polemiche per i diversi incidenti e l'elevata velocità dei veicoli. Mi lo su perché corre forte qua spara via anche a 200 all'ora. E un rilevatore mi ho fatto domanda di comune, ma... E di fronte all'ennesima tragedia in Pontebana, il sindaco di Spresiano della Pietra è un fiume in piena. Io in quella zona lì ho chiesto che fosse installato un autovelox fisso, sono stato in prefettura un paio di volte, però ci vogliono numeri maggiori, ci vogliono più vittime, per mettere un autovelox fisso in area extraurbana ci vogliono più vittime. Ecco, io credo che sia ora di smetterla di contare le vittime, perché una vittima vale come 100 vittime. Scusatemi lo sfogo, però è così. Non può essere una discriminante il numero di vittime. Quello è un pezzo di strada infimo. È l'unico tratto di Pontebana lungo 5 km, anche di più forse, dritto. La gente tende ad alzare la velocità, a premere sull'acceleratore e poi succedono queste cose qua. Io da quando sono sindaco è già il 3º incidente mortale che ho su quella strada e credo che sia ora di finirla. Torneremo fra poco purtroppo a parlare di incidenti stradali, ma andiamo a Vicenza, da dove ci arriva proprio adesso una nota, un servizio della nostra redazione Berica riguardante un attacco Novax contro la sede della Lega con imbrattamenti. Vediamo. Imbrattata con scritte Novax la sede cittadina della Lega in via delle Oreficerie in zona Fiera. Scritte e insulti vergati con vernice rossa. Imbrattati il portone d'ingresso, le pareti esterne e il manto stradale prospiciente l'edificio. Il raid è firmato dall'inconfondibile W contenuto in un cerchio che richiama il movimento eversivo Vivi, un attacco del tutto simile a quanto era già accaduto a Padova il 20 aprile scorso contro Azienda Zero nella sede dell'agenzia che
che coordina la sanità regionale. Qualche mese fa anche a Schio sono stati segnalati imbrattamenti simili. Sul caso indaga la Digos, sospettati alcuni elementi della galassia Novax e No Pass che fanno riferimento a gruppi radunati nella piattaforma Telegram. Gli autori potrebbero venire da fuori provincia. Torniamo a parlare di incidenti, vediamo uno schianto avvenuto nella giornata di ieri in A4. Ha tamponato un camion con la sua auto, una tragedia che è avvenuta alle prime luci dell'alba in autostrada A4 nei pressi dell'uscita di Cessalto. La vittima è un giovane 33enne, Diego Inversi, avrebbe compiuto 34 anni a maggio, sportivo, amava la pallavolo, aveva militato in diverse squadre della provincia di Pordenone. Questa stagione giocava in prima divisione a San Vito al Tagliamento. La dinamica della tragedia al vaglio della polizia stradale: l'uomo era alla guida di una Volkswagen Golf, ha raggiunto e tamponato per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'auto articolato. L'auto è rimasta incastrata sotto il semirimorchio. Diego è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, il medico del SUEM 118 che ha constatato il decesso dell'uomo ed i vigili del fuoco per estrarre il corpo del friulano. L'autorità giudiziaria che procede sull'accaduto è quella della Procura di Treviso. Forse all'origine del grave incidente potrebbe esserci un colpo di sonno o un malore. Diego Inversi, oltre a giocare a pallavolo, la sua passione, aveva ereditato dalla mamma l'attività, una lavanderia dove lavorava da tempo. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi poco dopo le 8:30. Ancora cronaca, cambiamo però argomento, andiamo sempre in provincia di Treviso, a Lovadina di Spresiano, dove c'è stato un principio di incendio nello stabilimento di trattamento di rifiuti dell'azienda Contarina. Sono stati i dipendenti all'alba di oggi i primi a intervenire e a circoscrivere il principio di incendio nello stabilimento dell'azienda di raccolta rifiuti della Destra Piave trevigiana Contarina, Lovadina di Spresiano. Quindi hanno fatto intervenire i vigili del fuoco, impegnati dalle 6 di questa mattina a smassare il materiale interessato dalle fiamme per prevenire eventuali nuovi focolai. L'incendio, di cui il personale presente si è subito accorto, ha interessato un impianto per lo smistamento della frazione secca dei rifiuti trattati nello stabilimento di via Vittorio Veneto. Subito i dipendenti hanno domato le fiamme, riuscendo così a limitare i danni in arrivo dei vigili del fuoco, immediatamente allertati. A questi ultimi è aspettata la messa in sicurezza dell'impianto, intervento proseguito per tutta la mattinata. Ritorniamo a Vicenza per un'altra segnalazione di cronaca che ci arriva dalla nostra redazione. Un anziano è stato raggirato e maltrattato da 3 stranieri per più di 2 anni. Uno dei suoi vessatori è stato arrestato. Un anziano vicentino di 75 anni è stato bersaglio per circa 2 anni di maltrattamenti ed estorsioni da parte di 3 stranieri. I carabinieri delle sezioni operative e radiomobile del Nord di Vicenza hanno messo fine alle continue vessazioni nel fine settimana. I militari hanno arrestato un cittadino bengalese di 43 anni, domiciliato a Vicenza e irregolare, gravato da precedenti. Hanno inoltre dato esecuzione al divieto di avvicinamento all'anziano e il divieto di espatrio a 2 algerini di 52 e 25 anni, residenti in provincia, entrambi gravati da precedenti, solo il primo regolare in Italia. Entrambi sono stati denunciati per i medesimi reati. Dal dicembre 2020 avevano inflitto sofferenze fisiche e morali al pensionato, costringendolo a consegnare loro mensilmente somme di denaro non quantificate, tanto da ridurlo in uno stato di indigenza e povertà. Non solo, gli stranieri avevano costretto il 75enne a dare ospitalità ad altri cittadini extracomunitari. Il bengalese arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora andiamo a Portogruaro, dove a margine delle celebrazioni del 25 aprile è stato esposto uno striscione in ricordo di Edi Ongaro. Ricorderete il 46enne ucciso in Donbass mentre combatteva in quelle zone. C'è stata polemica, vediamo che cosa è successo. Lo striscione con la scritta "Ciao compagno Edi, verrà il tempo", mentre risuonavano le note di Bella Ciao. Che a Portogruaro sarebbe stato un 25 aprile particolare era chiaro, anche perché il collettivo Stella Rossa Nord-Est in queste settimane non ha mai smesso di ricordare il 46enne morto in Donbass il 30 marzo scorso tra le file dei russi e contro gli ucraini, e del quale si attende ancora il rientro in Italia dei resti. Una festa della liberazione che non ha mancato di suscitare polemiche, visto anche la divisione interna all'ANPI sulla guerra e sulla NATO, e che a Portogruaro ha visto questa ulteriore coda di dibattito, mentre in piazza andava in scena la commemorazione ufficiale senza citare il 46enne.
Per il collettivo Nord-Est, Ongaro è morto da partigiano combattendo, si legge nei comunicati, le milizie ucraine del burattino della NATO Zelensky. Una morte eroica salvando i compagni secondo il racconto russo. Ma nelle ultime ore sarebbe emersa la versione dell'intelligence ucraina che da tempo conosceva il 46enne come mercenario. Morto maneggiando una bomba a mano, un errore e non un atto eroico. Quale sia la verità di quanto accaduto è difficile da stabilire in una guerra dove la propaganda la fa da padrona. Un altro tema purtroppo molto in voga in questo periodo è quello delle truffe, delle scelte di chi decide di andare a spillare soldi soprattutto ad anziani, a persone che magari non comprendono bene del tutto la situazione che stanno vivendo. Ci arrivano tantissime segnalazioni da tutto il Veneto, i trucchi sono sempre i soliti, ogni tanto i malviventi si inventano qualcosa di nuovo. In questo caso però sono stati scoperti dai carabinieri. Si sono spacciati per sedicenti impiegati di banca e di uffici postali, ma sono stati smascherati dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. Per loro è scattata la denuncia per truffa. Si tratta di un 22enne originario del Napoletano che, spacciandosi telefonicamente per operatore delle poste, ha indotto un 30enne del Coneglianese a versare a suo favore su carte ricaricabili quasi 6.000 euro. Ed ancora una 60enne di origine campana ha contattato una 48enne della zona di Castelfranco Veneto e, asserendo di essere un funzionario dell'istituto di credito, ha inviato alla vittima un falso link sul telefono cellulare, riuscendo a farsi accreditare sul conto corrente la somma di quasi 4.000 euro. 2 truffe per un danno in totale di 10.000 euro. La raccomandazione dell'Arma è sempre quella di porre estrema cautela nel fornire i propri dati personali in rete e di mantenere l'assoluta riservatezza nell'utilizzo di password e codici personali. Ovviamente l'invito davvero è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine non appena si subodora qualcosa, anche perché la bravura, chiamiamola così, di questi malviventi, di questi truffatori è quella di carpire la fiducia delle persone con qualsiasi scusa. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo per ora la pagina della cronaca, pronti a riaprirla non appena arriveranno notizie dalle nostre redazioni per potervi raccontare in diretta tutto quello che accade in Veneto. Abbiamo visto un fine settimana drammatico sotto il profilo degli incidenti stradali, ci sono state truffe, ci sono state altre situazioni di cronaca. È stato ritrovato purtroppo senza vita il 15enne sparito da Padova solo pochi giorni fa, e saremo collegati fra pochissimo con i nostri giornalisti, i nostri operatori proprio dall'argine del Brenta, in cui è stato deposto ora il corpo del giovanissimo, per capire che cosa sta succedendo a Padova. Rimaniamo a Padova perché c'è stata domenica la maratona di Padova, un evento molto atteso, un evento molto partecipato, che però ha un significato più profondo oltre al discorso meramente sportivo, è visto come la maratona della rinascita, della ripartenza. Vediamo. Una vera festa, la prima da tanti mesi a questa parte, e un vero tentativo di ritorno alla normalità, visto che il percorso tradizionale da 42 km e rotti non si disputava dal 2019. Sport e post-pandemia si sono mescolati in Prato della Valle, dove era posizionato, come da tradizione, il traguardo della Padova Marathon, con i suoi quasi 3.500 atleti arrivati da 44 nazioni e i tantissimi padovani, 10.000 per la precisione, che hanno sfilato in tutti i percorsi alternativi, più brevi e meno impegnativi, per raccontare anche dei risultati agonistici. Successo in solitaria per il keniano Kibivot tra gli uomini e per la ugandese Cheptegei tra le donne, bronzo per l'azzurra Anna Incerti. Ma come sempre la Padova Marathon è una festa per tutta la città, l'occasione per riscoprire angoli poco conosciuti e far rivivere quello che si trova lungo il percorso. Un'edizione questa che è stata anche risparmiata dal maltempo e che manda un segnale di normalità a tutta la città. Rimaniamo a Padova in attesa di poterci collegare con la nostra redazione per vedere come è andato il 25 aprile in città.
La cerimonia ufficiale per la liberazione, nelle parole del sindaco di Padova Sergio Giordani, diventa una similitudine con quello che accade ai nostri giorni. In Ucraina c'è un popolo che resiste a un invasore, spiega il sindaco, un popolo che è disposto a sacrificare la propria vita per riaffermare il diritto alla libertà. Un popolo che non ha voluto la guerra, ma che di fronte a un esercito invasore combatte facendo appello agli stessi valori che noi oggi riaffermiamo con il 25 aprile. L'anniversario numero 77 della liberazione vede protagonista anche l'università, che per il suo impegno nella resistenza è stata insignita, unica in Italia, della medaglia d'oro al valor militare. Padova ha avuto nel suo Ateneo un presidio di resistenza e da Padova la gioventù universitaria partigiana offriva all'Italia il maggiore tributo di sangue. Apriamo una pagina dedicata al turismo, al tempo libero, soprattutto alle ricadute di quello che si può fare oggi e che non si poteva fare fino a poco tempo fa. Andiamo in altopiano di 7 comuni, dove entra nel mirino il turismo internazionale. Abbiamo pensato di sgravare gli albergatori, i nostri ospiti, della tassa di soggiorno per due mesi, i mesi di maggio e i mesi di ottobre. €1,90 è questo il costo della tassa di soggiorno che da alcuni anni l'amministrazione comunale ha introdotto ad Asiago. Tassa però sospesa per alcuni mesi per aiutare il turismo a rimettersi in moto, soprattutto a livello internazionale. Strategia che rende i prezzi degli alberghi più competitivi e che sembra già portare i suoi frutti. Arriveranno infatti a maggio in un albergo dell'altopiano 120 ospiti francesi ogni settimana. Allarghiamo il nostro plafond, la nostra vetrina turistica, andiamo a intercettare anche un turismo straniero, che abbiamo proprio bisogno di costruire tutto questo mondo legato alla frequentazione del nostro territorio di un turismo internazionale. Ma le iniziative per incentivare il turismo sull'altopiano non finiscono qui. Un'altra iniziativa importante che abbiamo messo in campo è quella di organizzare il territorio nella gestione dell'organizzazione turistica come destinazione, non più come località. Asiago quindi si apre anche al territorio di 7 comuni per far squadra e mettere in campo le migliori energie per intercettare questo turismo straniero che fa davvero la differenza per i nostri albergatori. Vicino al turismo, parallelo al turismo, diciamo, c'è il movimento di visitatori e il movimento anche un po' della movida, che portano comunque persone e portano anche beneficio economico alle città del Veneto, però tutto questo può creare problemi di inquinamento, problemi di natura ambientale. A Padova si sono inventati bicchieri di plastica con cauzione, vediamo. In Italia è la prima volta e Padova fa da apripista. Si tratta di un'iniziativa per gestire il fenomeno della movida nelle piazze del centro, per combattere il degrado, per ridurre la produzione di rifiuti. Parliamo di bicchieri di plastica riutilizzabili e noleggiati, se così si può dire, ai clienti, pagando €1 di cauzione che viene restituita quando si ridà il bicchiere a uno qualunque dei bar che aderiscono all'iniziativa, ovvero 14 locali di Piazza dei Signori. In pratica prendo il bicchiere, lascio €1, bevo uno o più spritz o altre bevande e quando finisco restituisco il bicchiere e riprendo l'euro. Sono favorevolissimo a questa scelta, anche perché penso che un po' di degrado si compatte con questa scelta, perché usando meno bicchiere, con il famoso euro di cauzione, probabilmente tanti ragazzi renderanno il bicchiere al gestore e che lo riciclerà a sua volta, per cui meno plastica, meno inquinamento. L'esperimento partirà il primo fine settimana di maggio. I bicchieri hanno 2 misure, da 0,4 e da mezzo litro. Il costo dei bicchieri verrà coperto in buona parte dal comune, il resto dagli esercenti che hanno aderito all'iniziativa, che sarà utile per 2 aspetti. Il primo è quello della sicurezza, quindi promuovere una buona movida, e il secondo è quello commerciale e turistico, perché attraverso un QR code che sarà stampigliato sul bicchiere si potrà, fotografando appunto il codice, raggiungere una pagina web dove app e comune concorderanno i messaggi da veicolare. Ora la palla passa ai ragazzi, nella speranza che siano sensibili, che collaborino con il progetto e che si sentano protagonisti di uno sforzo positivo. Se un ragazzo beve 3 spritz una sera non butta via 3 bicchieri, neanche non ne butta via nessuno, perché consegnando il bicchiere al gestore, il gestore lo ricicla, per cui si diminuisce di tantissimo. Sicuramente non si eliminerà totalmente il consumo di bicchieri o della plastica, però è un buon deterrente.
Dal mediamente piccolo, come può essere l'ambito di una movida come quello padovana, che pure è importante, al grande flusso dell'aeroporto di Venezia. Per fine 2022 al Marco Polo di Venezia attesi 8,6 milioni di passeggeri, vale a dire il 75% del traffico del 2019. La stagione estiva è iniziata a fine marzo, con la Pasqua ed è entrata nel suo pieno. Abbiamo visto in questi giorni una media di quasi 35-38 mila passeggeri al giorno, abbiamo 20 milioni di posti in vendita per il 2022, per cui le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Tra gli investimenti di Save in programma per lo sviluppo del Marco Polo, con l'ampliamento del lato nord per la prevista bretella ferroviaria, quei cantieri previsti a partire da marzo 2023, anche il vertiporto, sebbene nel giro di qualche anno, per collegare Tessera ad altre città con tempi di percorrenza di mezz'ora e con sistemi di trasporto elettrico, appunto. Presupposti di un potenziamento anche economico, con la ripartenza già in atto e la fine della sofferenza dettata dai voli intercontinentali. Però l'intercontinentale ha iniziato dopo 2 anni di fermo in questo sabato scorso su voli per il Canada, Toronto e Montreal, e partiamo coi voli verso gli Stati Uniti fra una settimana, per cui sì, è vero, abbiamo avuto un po' di sofferenza sull'intercontinentale, però pian pianino il Nord America riparte. In questi giorni, specie durante questi ponti festivi, in aumento l'arrivo dei turisti europei. Diciamo che i francesi sono i più affezionati alla regione Veneto. Il turismo di prossimità per la regione Veneto è molto importante, per cui tedeschi e olandesi, gente che arriva in macchina, parliamo del 2021, però quest'anno si riparte con molta forza dal mercato francese, e un mercato che ha sofferto molto, che è il mercato inglese, diventa nuovamente il mercato numero 1, con oltre 5 milioni di posti in vendita. Torniamo a Treviso, restiamo sul tema del turismo, vediamo con i primi dati com'è andata in questo secondo ponte. We are from Poland. D'Île-de-France simplement? Da Trieste. Siamo appena arrivati, però sembra una città piccola, però per adesso è interessante. Curata, insomma, ci sembra una città curata. Allo yacht di Piazza Borsa a Treviso il via vai è continuo. Dopo quello pasquale, anche il ponte del 25 aprile si sta rivelando molto interessante per il turismo nella Marca e nel suo capoluogo. Italiani, soprattutto dalle province limitrofe, anche solo per una gita giornalieri, come dal resto d'Italia per una vacanza di qualche giorno, e poi il ritorno degli stranieri come non si vedevano da parecchio tempo. Un po' di tutto, nel senso che ci sono molte persone, abbiamo avuto tedeschi, francesi, tanti inglesi, e sia persone che alloggiano in città sia persone che invece sono di passaggio, per esempio per il mare, adesso cominciano a scendere un po', oppure sì, che si tengono Treviso come base e si spostano anche nelle città limitrofe, però anche tanti che visitano proprio la città e vengono apposta. Ad attirare la città con i suoi monumenti e chiese, i musei, ma anche l'enogastronomia, a partire dal richiestissimo tiramisù. In realtà è il mio dolce preferito, quindi proprio... Siamo interessati, però non ci siamo ancora informati, ma solitamente siamo interessati sia all'enogastronomia. Sì. Immaginiamo, nonostante avete visto il tempo non abbia portato il sole per tutti questi 3 giorni su tutto il Veneto, immaginiamo che come è andata a Treviso sia andata anche in altre zone, ma stiamo raccogliendo dati che comunque sono per ora molto positivi e decisamente interessanti. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia del ritrovamento nelle acque del Brenta del corpo del 15enne scomparso qualche giorno fa da Padova. Siamo collegati proprio in questo momento con l'area in cui è stato ritrovato il cadavere. Per noi c'è sul posto Federico Fusetti, al quale cediamo immediatamente la linea. Buongiorno Federico. Allora, una persona, non è un ragazzo,
L'ha preso proprio la mattina stessa del 22, l'ha preso, l'ha portato via, se l'è preso perché non era di nessuno secondo me. Allora, intanto restiamo con le immagini, siamo pronti a dare la linea, crediamo che potremo collegarci proprio fra pochi istanti, siamo già collegati dal punto di vista tecnico, però riuscire a parlare con Federico Fusetti per capire che cosa sta succedendo in quel punto del Brenta dove è stato ritrovato, dicevamo, il corpo del quindicenne scomparso da Padova pochi giorni fa. Abbiamo visto le drammatiche immagini del recupero della salma all'inizio del nostro telegiornale. Sappiamo che i nostri giornalisti, i nostri operatori hanno già raccolto informazioni supplementari rispetto a quelle che avevamo all'inizio del TG, però per capirne di più dobbiamo aspettare un loro cenno. Io vedo che siamo collegati, ma pensiamo che ci sia qualche istante di difficoltà, perché ci sono anche le forze dell'ordine in questo momento che stanno parlando con i giornalisti, quindi deve essere un momento in cui vengono fornite informazioni, notizie importanti sugli sviluppi di questa vicenda. Noi siamo pronti ad andare a Padova nel momento in cui Federico Fusetti si libera. Nel frattempo vi ricordiamo che cos'era successo. Qualche giorno fa era sparito da casa un quindicenne Ahmed, aveva lasciato un messaggio pieno di dubbi sul telefono di una persona cara, e non si è più saputo niente di lui finché non è stato ritrovato senza vita questa mattina nel Brenta. Chiedo alla regia se abbiamo Fusetti in linea. Abbiamo Federico Fusetti. Federico, ti cediamo la linea immediatamente, raccontaci. Sì, grazie Ferdinando. Siamo tra Torre Mortise qui a Padova, dove è stato trovato il corpo del ragazzo. Abbiamo con noi anche il funzionario della questura, la dottoressa Valeria Pace, ci racconta un po' cosa è successo nelle ultime ore, cosa ha dato un po' un impulso, diciamo, anche alle ricerche dopo che il ragazzo era sparito da 4 giorni. Sì, questa mattina sono iniziate le ricerche nel fiume Brenta dai vigili del fuoco, e proprio perché nel tardo pomeriggio di ieri, in serata, è stato recuperato il cellulare del ragazzo. Il rinvenimento del cellulare è avvenuto tramite un'attività di indagine che ha portato ad accertare che la stessa mattina successiva all'allontanamento del ragazzo un passante ha ritrovato questo cellulare abbandonato su questa passerella che da Torre collega Padova al comune di Cadoneghe, e se ne è, diciamo, appropriato cambiando scheda SIM, mettendo una sua scheda propria, e grazie a questa scheda siamo riusciti a risalire a questa persona che ci ha proprio raccontato di aver preso qui il cellulare già quella mattina. Per questo motivo sono iniziati anche le ricerche sono iniziate anche nel fiume Brenta e hanno portato al tragico epilogo di ritrovare il corpo di Ahmed. Ci sono segni di violenza sul corpo? Il corpo in questo momento possiamo escludere che abbia segni di violenza. Da un primo controllo che è stato fatto anche da parte del medico legale, tuttavia è chiaro che gli accertamenti medico-legali che verranno fatti in sede di autopsia permetteranno alla fine di capire meglio sia le cause che probabilmente è la causa di morte, che è l'annegamento, ma anche gli eventi che lo hanno preceduto. Quindi l'autopsia comunque si farà? L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia e quindi arriveranno queste certezze sicuramente con l'autopsia. Tutte le piste sono aperte per il momento? Quasi tutte, perché escludendo verosimilmente questi segni di violenza si è più portati a pensare al gesto estremo deciso dal ragazzo, e tuttavia rimangono le perplessità sia dei familiari e degli amici che non hanno mai ritenuto fosse qualcosa che lui pensasse da tempo, ecco, almeno.
vediamo molti familiari, quindi questi forse anche loro vi aiuteranno nelle prossime ore a ricostruire meglio quello che è accaduto negli ultimi giorni. Noi diciamo che anche con l'attività degli organi investigativi abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo cercato non solo dappertutto sul territorio, ma anche chiesto e cercato indizi un po' ovunque. Quindi sì, sarà successivamente un passo che arriverà sicuramente con l'autopsia in primis e poi anche con l'aiuto di altre persone che lo conoscevano, ma quello che è stato fatto, diciamo, è un'attività di indagine importante sul telefono del ragazzo, che era l'unico dispositivo elettronico rintracciabile che avevamo e che alla fine ci ha portato a lui, in effetti, e poi sul territorio abbiamo cercato, a partire dal quartiere di residenza del ragazzo, un po' in tutta la città, anche grazie a segnalazioni che però poi non hanno trovato riscontro di cittadini. Si era allontanato in bicicletta da casa, la bicicletta ancora non l'avete trovata? No, questa bicicletta non è stata ancora trovata, i familiari hanno detto che lui si è allontanato in sella a questa bici, l'abbiamo cercata prima di tutto in questa zona tra Mortise, Torre, e abbiamo ricevuto anche segnalazioni della bicicletta da parte di gente che la trovava, magari che ne trovava qualcuna abbandonata in giro, però non era mai quella di Ahmed. La bici ancora non è stata trovata, ma se dovesse essere che lui l'ha lasciata qui sul pontile, probabilmente è stata anche portata via. Ringraziamo tantissimo la dottoressa Valeria Pace, grazie delle informazioni che ci ha dato. Ferdinando, ti restituisco la linea perché insomma direi che abbiamo abbastanza elementi, ovviamente poi prossimi sviluppi nei prossimi TG. Ringraziamo Federico Fusetti e Federico Cibotto per questo collegamento. Ovviamente se ci saranno altre informazioni importanti su questa drammatica vicenda torneranno a collegarci con il nostro telegiornale e ci diranno in diretta tutto quello che sta succedendo a Padova. Restiamo a Padova perché la polizia locale padovana sarà dotata di bodycam, di telecamere, videocamere elettroniche molto, molto piccole, portatili, per poter riprendere tutto quello che succede. Telecamera con luce verde in stand-by, rossa quando è in funzione. Sono queste le nuove bodycam in dotazione alla Polizia Locale di Padova, assegnate da subito agli agenti che operano su strada dopo adeguata formazione e in seguito a disposizione degli uffici per occasioni particolari. Si tratta di primi 40 dispositivi individuali assegnati da altrettanto personale della Polizia di Prossimità e della Sicurezza Urbana, a cui faranno seguito nelle prossime settimane l'assegnazione degli altri 110 dispositivi. Tutto il personale che opera all'esterno sul territorio, nell'attività di controllo e presidio del territorio, indosserà questo dispositivo e lo utilizzerà. Un dispositivo di ultima generazione che sarà man mano aggiornato dall'azienda produttrice in base alle nuove tecnologie. Noi lo utilizzeremo come tutti evidentemente per questioni di polizia giudiziaria, esclusivamente per quello, e credo sia una grandissima garanzia di sicurezza sia per gli agenti ma anche per i cittadini. Sono degli strumenti molto sofisticati, riprendono circa 150 gradi rispetto al punto di visione appunto della telecamera, e questo ha anche una visione d'insieme che si può fermare sia al particolare che anche a una visione di carattere generale. Il dispositivo deve essere utilizzato quando vi sono fatti che potenzialmente rappresentano un reato. Pensiamo alla situazione in cui un interlocutore aggredisce l'agente operante, piuttosto che situazioni in cui si manifestano situazioni di rissa, di aggressioni tra persone a cui l'operatore assiste, oppure anche nel momento in cui il nostro agente assiste al tentativo di furto di un velocipede piuttosto che il danneggiamento di una struttura pubblica o privata. I presenti saranno avvisati dagli agenti in caso di azionamento della telecamera. Tutti i dati saranno decriptati solo da un apposito software fornito dall'azienda al comando di polizia locale. Uno strumento a servizio dei cittadini che godranno di una maggiore tutela e degli agenti che avranno una maggiore responsabilità nell'utilizzo, chiamati al rispetto del
codice deontologico. 30 lo scorso anno, ricorda il comandante, le denunce presentate per resistenza e oltraggio nei confronti degli agenti in servizio. Rimaniamo sul tema della sicurezza, cambiamo città, andiamo a Vicenza. Sappiamo che Vicenza, insomma, vive da qualche anno alcuni problemi che sembravano ormai endemici, soprattutto con alcune situazioni di degrado, con lo spaccio di droga in alcune aree ben circoscritte della città. Si sta facendo un gran lavoro, lo vediamo quotidianamente, anzi è appena arrivata una nota anche dalla Questura di Vicenza che poi vi leggiamo su queste situazioni. Da una parte la Questura che poi coordina tutte le operazioni, il Comune sta facendo un lavoro importante con la polizia locale per andare a colpire tutte queste situazioni di cui parlavamo, e adesso arriva una mano aperta anche dalla Chiesa. Vediamo. 2022, odissea nella sicurezza. A Vicenza l'ultima frontiera è quella della partecipazione. Tutte le forze economiche e sociali sono chiamate a dare il proprio contributo. L'obiettivo è creare una rete di produttori di sicurezza in cui tutti sono protagonisti: il prefetto, le forze dell'ordine, ma anche gli imprenditori, i commercianti, le associazioni di volontariato e la diocesi. La suggestione è questa: il vescovo seduto accanto al questore, allo stesso tavolo, a parlare di sicurezza. Ci sarà il vescovo magari vicino o un suo delegato vicino al questore e lavoreranno insieme al sindaco della città per cercare di affrontare i temi di tutti i giorni, cioè che va dalla situazione del decoro urbano al degrado urbano, ma anche al problema dell'ordine pubblico. Bene, e il vescovo con la diocesi di Vicenza in effetti è pronto a fare la sua parte. Formazione delle persone in un clima di pace e di rispetto, e poi accoglienza per chi non ha un tetto. Ecco i due contributi che è pronta a dare la diocesi di Vicenza per la sicurezza, una sicurezza propositiva. Sì, la diocesi si impegna a dare un contributo in queste due direzioni. Anzitutto un contributo formativo. Il problema è quello di formare delle coscienze, non dico in senso cristiano, che questo è anche un compito che io come vescovo e tutta la Chiesa di Vicenza, ma di una formazione profondamente umana, che sa di rispettare la persona che mi sta di fronte, e non solo rispettare perché non creo violenza, ma perché promuovo al massimo la sua umanità, perché voglio creare un clima, ad esempio, di relazioni buone, un clima che avvenga nella pace, nella tolleranza, nel rispetto, ed è questo che manca, perché si nota che ci sono delle persone che sembrano lontanissime da questo, sono prevalentemente centrate su se stesse, sono prevalentemente anche centrate sul dover aver potere sugli altri. E allora è chiaro che se non si parte dalla formazione condivisa, e secondo me è possibile condividerla al di là anche delle proprie appartenenze politiche, appartenenze religiose e appartenenze sociali. Questo è il primo compito in ordine alla sicurezza. Il secondo compito è quello dell'accoglienza. Un accordo con il comune, ad esempio, di una nostra struttura, il pensionato San Marco, che accoglie una 60 di persone. Ma quali persone? Quelle che hanno più fatica, quelli che hanno più difficoltà, quelli che non hanno un tetto, quelli che non hanno la possibilità di mangiare ogni giorno. Formazione delle persone in un clima di pace e di rispetto, e poi accoglienza per chi non ha un tetto. Ecco i due contributi che è pronta a dare la diocesi di Vicenza per la sicurezza, una sicurezza propositiva. Parliamo ancora di sicurezza a Vicenza perché, come vi dicevamo, è arrivata pochi istanti fa una nota in redazione da parte della Questura. Non si arresta l'azione di contrasto alla criminalità diffusa e all'immigrazione clandestina. Fine settimana lungo di controlli straordinari nel comune di Vicenza, disposti dal questore: 17 foglie di via, 23 avvisi orali, 2 provvedimenti di rimpatrio, 13 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Sono queste le cifre, poi le vedremo assolutamente nel TG Vicenza di questa sera, che ci arrivano dalla Questura, che ha messo in campo 80 fra donne e uomini delle forze dell'ordine appartenenti alla Questura di Vicenza, al
comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al comando provinciale della Guardia di Finanza, alla polizia locale del capoluogo, oltre che al reparto di prevenzione di crimine della Polizia di Stato. Ha riguardato principalmente le aree urbane di Campomarzio, il Quadrilatero e zone limitrofe, San Pio X, via Palestrina, centro storico e quartieri periferici. Quindi una maxi operazione, il cosiddetto pattuglione delle forze dell'ordine. Questa sera vedremo gli esiti nel nostro TG Vicenza. Adesso noi facciamo però una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo stati a Padova con le drammatiche immagini del ritrovamento del quindicenne scomparso da casa solo pochi giorni fa. Naturalmente, se arriveranno altre notizie dalla nostra redazione ci collegheremo con loro per darvele in diretta. Siamo in onda fino alle 13:30. Cambiamo ancora argomento, andiamo a rivedere un po' i temi del 25 aprile, giornata importante quella di ieri in Veneto. Da una parte festa della liberazione, dall'altra comunque festa di San Marco, patrono dei Veneti, quindi temi storici ma anche culturali. Abbiamo parlato ad esempio con l'ANPI del 25 aprile. Il 25 aprile è l'inizio della nascita della Repubblica Italiana, fondata su una Costituzione che garantisce democrazia, uguaglianza, solidarietà. E quindi è evidente, se non ci fosse stato il 25 aprile, data simbolica evidentemente tutto quello che precede, non saremmo arrivati a un paese come quello che abbiamo. Per carità, ci sono tanti difetti anche nel nostro paese, ma di certo non abbiamo più la dittatura. Oggi più che mai il valore di libertà è un valore che va ribadito e non dato per scontato, alla luce di quanto ci sta accadendo molto vicino al nostro paese e in Europa. Eh sì, se pensiamo che tra la Val d'Aosta e la Sicilia c'è più o meno la distanza che abbiamo tra noi e l'Ucraina o Ucraina, che dir si voglia, capiamo che abbiamo la guerra in casa. Ecco, purtroppo devo dire questi valori di libertà non solo per quello che stiamo vedendo adesso, ma in molti paesi non ci sono. Ecco, c'è divieto di esprimere la propria opinione in molti paesi, la Turchia, la Russia, tanto per dire. E poi appunto assistiamo a questa vicenda veramente drammatica e che coinvolge il mondo fondamentalmente. Ci sono tante guerre dimenticate ed sarebbe importante curarsi anche di quelle, ma questa effettivamente in Europa coinvolge praticamente il mondo, i grandi poteri economici, politici. Devi temere anche strumentalizzazioni, devi stare attento, insomma, perché comunque di fatto c'è un popolo che è uno Stato dimostrato libero, insomma, che è stato invaso fondamentalmente, indipendentemente da contestualizzazioni o meno. Stiamo assistendo a una cosa a cui non avremmo pensato mai di assistere in Europa. Un evento storico, un passaggio storico che anche all'interno di ANPI nazionale ha creato dibattito, con delle uscite da parte del Presidente che insomma sono state fortemente contestate dalla sua vicepresidente, parlando proprio di libertà e ricordando quello che fecero i partigiani. Sì, diciamo che Albertina, che conosco, ammiro, tra le altre faccio parte del Consiglio di amministrazione del Cervi, non l'ha contestato duramente, ha evidentemente messo i puntini sulle i. Ci sono state strumentalizzazioni da parte di tante forze politiche sulla singola parola. Io credo che si sarebbe dovuto stare molto più attenti alla comunicazione e sul discorso delle armi sì, armi no, così evidentemente ci sarebbe da dire. Ecco, quindi Albertina ha espresso un'opinione che alcuni altri anche a livello di congresso nazionale avevano espresso. Ecco, non c'è un dissenso perché di fatto i valori sono quelli e ci crediamo tutti. In questa strategia ci sono delle diversità di opinioni e su quello si sono buttati evidentemente quelli che non amano l'ANPI, fondamentalmente. Lasciamo da parte le polemiche per un attimo e vediamo questa intervista straordinaria per molti versi a un anziano, a un uomo molto anziano che però ha vissuto in prima persona la liberazione e faceva la staffetta partigiana. Sentiamo.
Giovanni Davide Bontorin, bersagliere e staffetta partigiana classe 1925. Nato, cresciuto, vissuto a Romano Dezzelino, il 4 luglio compirà 97 anni. E quel 25 aprile 1945, data che segnò la fine della guerra e la liberazione dell'Italia dall'incubo nazifascista e dall'occupazione dei tedeschi, lui c'era. Ricorda con estrema lucidità quei momenti, a cominciare dalla vigilia della liberazione il 24 aprile di 77 anni fa. Piene le strade di tedeschi in ritirata. Venivano qua per Romano perché io ero in piazza, allora metà andavano verso Pove, che andavano su per la Valsugana, e metà prendevano la strada del Crespano. Questo il giorno prima? Sì. Quindi c'erano le strade piene di tedeschi? Alla sera, sì, piene. E il giorno dopo, il 25? Dopo il 25. Cosa è successo? Allora a notte dopo dare a casa e tutti sono scappati via, perché guai. Tanti donne e bambini sono andati qua sulla nostra collina, che c'era una galleria ancora dalla prima guerra mondiale, sono andati a rifugiarsi là. Io no, io ho girato tutta la notte. Perché girava? Per cattare il posto sicuro. E dopo domattina ho visto la bandiera bianca su al cimitero, la liberazione, finita la guerra. Cosa ha provato? Da una parte contenta, perché l'altra gli in mente tutto quello che dovevo patire anche, perché per arrivare a quei momenti giovani, sempre con i giovani succedeva. Sì. Tanti giovani pronti davvero a dare la vita per la libertà. Sì. Giovanni Bontorin scampò al rastrellamento del Grappa, che a Bassano porta il segno drammatico lungo il viale intitolato ai martiri dell'eccidio. Quel giorno là siamo partiti per rastrellamento e cominciare a sparare da Eneo, dalla parte di là coi canoni, alle 7 di mattina del 21 settembre del 44. Quel giorno che impiccava, e abbiamo visto proprio con i nostri occhi là, quando che chiamava sua mamma, andava avanti, questa corda sul camion, andava avanti e restava là. Ma come posso fare le gente arrivare a quel punto? Italiani contro italiani. Che non era contro tedeschi o altra gente, italiani. Divenne disertore perché si rifiutò di combattere per un esercito che non riconosceva più suo. Sin da subito contrario alle ideologie nazifasciste che imperavano in quegli anni, appoggiò la lotta dei partigiani. Io andavo a Campo Solagna, andavo a Lepre, al Forcereto, sempre con una busta chiusa. E come funzionava? Funzionava perché aspettavo gli altri, tra quelli che comandava là e organizzava, che arriva il tale così e così. Ma lei come si spostava? A piedi? A piedi, sempre a piedi, dentro quei boschi. Mi sapevo più o meno le strade nascoste. Giovanni Davide Bontorin ogni anno porta nelle scuole la sua esperienza, raccontando ai giovani storie di vita vissuta, pagine di guerra che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio. E a loro lancia un messaggio di pace e libertà. Lei ha sempre lottato per la libertà della sua Italia. Sempre. Quando sono andato militare, perché allora era ancora sotto il fascismo, dopo ho fatto la fuga, disertore ero messo. Però lei non accettava quella situazione? No, però non mi hanno più preso, Se mi prendevano mi uccidevano perché ero. Però la libertà sopra ogni cosa. Sì. Sentiamo cosa ha voluto dire il 25 aprile per i padovani.
Che significato ha oggi il 25 aprile, ricordare e festeggiare il 25 aprile? Oggi ci ricorda che siamo gente libera, che una volta non eravamo, e ci sono delle persone che non capiscono cosa sia la libertà. Questo è il guaio. Chi sta bene sotto una dittatura? Nessuno, non crede. Eppure, vede Putin cosa fa? Quello che poi nel suo paese è venerato. Soprattutto oggi, sì, senz'altro. Secondo me sì. Ecco, con la guerra oggi, esatto, che significato assume? La resistenza, i resistenti in Ucraina sono i resistenti, sono assimilabili ai resistenti nostri, diciamo, della seconda guerra mondiale. È importantissimo il 25 aprile per tutti, è una festa, un ricordo nazionale importantissimo. Assume il significato di ricordare storicamente questo periodo terribile del fascismo in Italia e della resistenza in Italia. Ha oggi un significato ancora più importante alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina? Direi proprio di sì. Io mi ricordo la guerra e l'ho vissuta. Ecco, e per i giovani è importante ricordare questa? Immagino di sì, che debba essere comunque una testimonianza che loro devono innanzitutto capire perché c'è stato il 25 aprile e poi perché oggigiorno si stanno perdendo tanti valori e sarebbe bene che questi valori venissero riproposti nella giusta maniera. Per noi ha un significato nel senso che ricorda una fase storica importante per il nostro paese. Certamente per le nuove generazioni non ha molto significato, però per chi ha vissuto certi periodi della storia penso sia ancora giusto ricordarlo e ricordare anche ai giovani il sacrificio che molti italiani hanno fatto per poter essere adesso liberi. È ancora giusto festeggiarlo, anche perché essendo nel campo della ristorazione per me è solo lavoro e speriamo che arrivi. Il tema dell'autonomia è molto sentito anche in questi giorni, sono passati 1647 giorni e lo vedete dal nostro contatore qui nella parte alta del televisore, da quando i veneti hanno sancito la loro volontà di accedere a una forma di autonomia nell'alveo ovviamente della Costituzione. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i vicentini. Beh, è auspicabile che si faccia, però i tempi della nostra politica sono estremamente lenti e forse c'è chi rema contro perché ha l'interesse appunto a tenere il Veneto nella situazione attuale. Siamo fiduciosi? Beh sì, sempre fiduciosi, occorre, è necessario. Il desiderio di avere l'autonomia c'è. E come diceva la politica, i tempi sono quelli che sono, sappiamo come funzionano le cose. È una richiesta del popolo veneto, per cui bisognerebbe ascoltare anche i voleri della gente, insomma. Quindi riprendere un po' in mano la questione? Sì, non si chiede di essere autonomi, di fare un altro Stato, si chiede di avere qualcosa di più di quello che si è adesso, producendo molto e mandando molto diciamo al governo centrale. Per me sarebbe ora di riprenderla in mano. Secondo lei il Covid ha rallentato un po' le procedure oppure non c'è l'intenzione? Non vogliono. Una delusione completa. Perché? Perché dovevamo averla dopo il referendum che fosse attuato e io al prossimo referendum non ci vado neanche. La speranziella, come dicono, c'è. Speriamo. Magari i tempi sono solo lunghi? Esatto. Troppo, cioè li fanno diventare lunghi. È un po' manovrata dal mio punto di vista. Se avessero il potere, la forza di farlo, sì, però non è così semplice. Perché dice lei? Per i momenti che stiamo vivendo, per i problemi internazionali, quindi questo sarebbe un altro problema che si aggiungerebbe, quindi direi di aspettare un po'. Mi sembra che nessuno fino a questo momento la stia portando avanti. Si sono avvicendati 3 o 4 governi e nessuno l'ha affrontata, mi sembra.
Al referendum li abbiamo già fatti, mi sembra, e quindi è servito a poco. Quindi ci vorrebbe un'accelerata? Penso proprio di sì. Ieri 25 aprile, festa della liberazione, dicevamo, festa di San Marco, ma per il Veneto c'è anche una data molto molto importante per un altro motivo. Sentite. 25 aprile, il giorno di San Marco e del Leone Marciano. Pertanto il santo protettore di questo territorio, no, che tutti conosciamo come Veneto. Un territorio che ha un santo protettore, ma deve pur avere anche un padre putativo, come lo chiamano gli esperti di Medioevo, Ezzelino III da Romano. Sì, proprio lui, il signore che aveva ideato per primo questa forma di proto-signoria, si dice la signoria 1.0, avendo una regia che andava da Trento all'Indinare e dall'Isonzo all'Adda. E Ezzelino, che sarà comunque un soggetto ostico per i Guelfi, tant'è che lo definiranno il tiranno, a differenza degli artigiani di Treviso o dei comuni di Verona, che vedono in lui un ottimo padrone che fa fiorire l'economia. Ezzelino, che sarà comunque il grande alleato dell'imperatore Federico II, peraltro suo coscritto, nato nel 1194 come Ezzelino. A differenza però di Ezzelino, il nostro uomo, il signore da Romano, nasce proprio il 25 aprile, nato sul mezzogiorno, come diranno tutti, come dicono gli esperti di Medioevo. Beh, Ezzelino e Federico II saranno ottimi alleati, tanto che il nostro da Romano sposerà la figlia dell'imperatore, Selvaggia, nel giorno di Pentecoste del 1238. Ezzelino assumerà un ruolo importante nel nord-est di questa Italia, anche perché è quello che garantisce il viatico all'imperatore per andare dalla Germania all'Italia centrale. Ma farà parlare molto di sé anche da morto. Lo troviamo protagonista in molte leggende, ma c'è un aneddoto particolare che ancora oggi fa parlare di lui. Non lo sappiamo, ma è così. Un novellatore del 1300 raccolse alcune novelle, 100, e c'erano vari soggetti importanti in queste novelle, tra cui Ezzelino III da Romano. E si narra che Ezzelino soffrisse di insonnia. Insomma, quella sera chiamò a sé il novellatore, che lui veramente aveva un sonno tremendo proprio quella sera, e gli ordinò di render lieto il suo riposo perché almeno per vedere se riusciva ad appisolarsi. Messer Ezzelino, sono stanco, guardi, non ce la faccio. Rendimi lieta la mia serata. A un certo punto il novellatore gli venne in mente un racconto. Messer Ezzelino, c'era un contadino che aveva 100 bisanti. Andò al mercato per comprarsi 200 pecore. Poi al ritorno però accadde che le acque del fiume che aveva guadato nel mattino erano ingrossate. Non poteva più attraversarlo. Cercò una barchetta e vide un burchiello, ma poteva tenere solo una pecora. Così caricò la prima pecora e la portò nell'altra riva. Tornò indietro, caricò la seconda e la portò nell'altra riva. La terza e la portò nell'altra. La quarta. Il novellatore si addormentò. Ezzelino, spazientito, allora lo svegliò. E ora, ande oltre! Messer Ezzelino, dobbiamo prima aspettare che il contadino le porti tutte dall'altra parte. Ezzelino scoppiò in una fragorosa risata e congedò il novellatore, che poté così coricarsi. Nasce da qui, da questa novella del 1300, il rimedio mondiale di combattere l'insonnia contando le pecore. E un'altra tradizione importantissima per il Veneto è quella del Bocco di San Marco. Vediamo. Il 25 aprile per Venezia, per la sua storia che continua, è sicuramente uno dei giorni più importanti. Infatti si festeggia la figura, se non il simbolo di Venezia, San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Di Marco
il secondo degli evangelisti, non si conosce molto. Il suo vero nome è Giovanni, poi divenuto Marco da Marte, dio della guerra, per il suo carattere focoso e generoso. Discepolo di Gesù, seguì fin dalla tenera età Pietro. Marco scrisse uno dei 4 Vangeli canonici. Durante uno dei tanti viaggi, diretto da Aquileia a Roma, a bordo di una barca, fu colto da una improvvisa quanto violenta tempesta e nel tentativo di salvarsi la vita si rifugiò in un luogo sicuro, al riparo dalla violenza del mare. Ed è lo stesso luogo dove più avanti nascerà Venezia. E lì attese che il tempo si calmasse. Durante la notte, un angelo sotto le sembianze di leone alato gli apparve in sogno e gli sussurrò la famosa frase: Pax tibi Marce, evangelista meus, hic requiescat corpus tuum. Pace a te, Marco, evangelista mio, qui riposerà il tuo corpo. Era una profezia. Marco morì ad Alessandria d'Egitto, molto probabilmente di morte violenta, e lì fu sepolto. Non è certa la data della sua morte, ma la tradizione vuole sia il 25 aprile dell'anno 68 d.C. 760 anni più tardi, 2 mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, trafugarono i resti di San Marco e li trasportarono a Venezia, dove vi giunsero il 31 gennaio dell'anno 828. Da allora San Marco divenne il patrono di Venezia e di tutte le terre venete. Da quel momento la figura del leone alato, simbolo di San Marco, viene riportata nella bandiera veneziana e veneta e sotto alla zampa un libro che riporta parte della frase ricevuta in sogno dall'angelo. Pax tibi Marce, evangelista meus. Ma nel giorno di San Marco si rivive anche una delle più belle storie d'amore veneziane. La storia di 2 giovani innamorati veneziani, Maria e Tancredi. Un amore impossibile, perché lei era la figlia del doge e lui un semplice menestrello. Tancredi chiese la mano di Maria, ma il doge, come era prevedibile, rifiutò. Impossibile per un menestrello ricevere in sposa la figlia del doge. Tancredi allora, in cerca di fama e di gloria, si arruolò con l'esercito di Re Carlo per combattere i Mori e nell'intento di tornare a Venezia per chiedere nuovamente in sposa Maria, ma questa volta da valoroso condottiero. Purtroppo Tancredi trovò la morte combattendo, ma prima di spirare riuscì a staccare una rosa e intinta del suo sangue la inviò alla sua amata in segno di amore eterno. Maria, stringendo al petto la rosa del suo amato Tancredi, morì dal dolore. Ecco perché ogni anno, il 25 aprile a Venezia, è tradizione regalare un bocciolo di rosa rossa alla propria amata, il boccolo. Buon San Marco a tutti e buona festa del boccolo. Da San Marco a Sant'Antonio torna una rievocazione che non si vedeva davvero da molti anni. Era il 12 giugno 1231 quando Antonio, sentendosi vicino alla morte, chiese ai confratelli di riportarlo a Padova. Il santo partì su un carro trainato da buoi lungo le antiche strade e morì alle porte della città, dove adesso sorge il santuario di Sant'Antonino all'Arcella. Lungo quelle strade, dopo 59 anni, torna la rievocazione storica del transito di Frate Antonio, realizzata in questo modo solo 3 volte nella storia. 200 figuranti che ripercorreranno a piedi le vie fino al santuario padovano. Si partirà alle 5:45 dal santuario della Visione di Campo San Piero, con varie soste lungo il territorio, da San Michele delle Badesse alla chiesetta degli Alpini di Campodarsego, a Villa Menini, sempre a Campodarsego, e poi al Parco della Repubblica a Cadoneghe. La rievocazione terminerà intorno alle 19 al santuario dell'Arcella. Non sarà possibile aggregarsi al corteo
ma si potrà assistere al passaggio lungo il tragitto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi però vogliamo darvi i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono dati aggiornati a questa mattina, c'è però l'avvertimento che come sappiamo, ormai purtroppo siamo abbastanza abituati dopo 2 anni a queste dinamiche, i dati che arrivano immediatamente nel giorno successivo a una festa o a una festività non sempre corrispondono poi alla realtà dei fatti. Nei giorni scorsi erano qualche migliaia ogni giorno le nuove positività. Vediamo che nei dati che ci sono arrivati pochi istanti fa da azienda Zero sono 2002 le nuove positività in Veneto, che portano il numero delle persone attualmente positive nella nostra regione a 73.834, un numero in lieve calo, non in calo drastico o verticale, però insomma c'è una flessione, una curva piuttosto lenta. Ci si aspettava qualcosa di più, ma al momento questi sono i dati che portano il totale delle persone che sono risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza a 1.640.107. Vediamo che purtroppo sono 14.404 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid in Veneto dall'inizio dell'epidemia. Questi sono i dati così puri delle ultime positività e quindi del numero di persone attualmente positive. Ma scendiamo nell'altra parte della tabella, che è altrettanto importante, forse più importante in questo momento dei dati secchi sulla diffusione del Covid, che sappiamo essere in gran parte asintomatico in questo momento, e vediamo quelli della sanità del Veneto, come sta reggendo la spallata, l'urto di questa fase della pandemia. Sono in questo momento 893 le persone ricoverate in area non critica, di cui 614 ancora positive, 279 che si sono negativizzate. Sono 32 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 18 ancora positive, 14 che si sono negativizzate. Vediamo che c'è una certa differenza fra i due dati, quindi al momento ci sono comunque più positivi che negativi negli ospedali. La differenza rispetto al giorno precedente: c'è un bilancio positivo di 4 unità per quanto riguarda l'area non critica, un bilancio positivo di 2 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. Questo vuol dire che sostanzialmente è invariato nel periodo il numero delle persone ricoverate, e questo un po' dà da pensare, perché si pensava di poter arrivare a una flessione. Magari nei prossimi giorni la sanità veneta ci saprà dire il perché di questa situazione. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nella giornata di ieri sono 3, un numero che lascia comunque uno strascico drammatico, perché ogni giorno vediamo ancora morti a causa del Covid. Questi erano i dati, poi naturalmente cercheremo di capirne di più, ve lo racconteremo nei nostri telegiornali. Intanto vi salutiamo, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto, tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire il TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto finora, e vi auguriamo un buon pomeriggio.